Siamo qua con Anna Orsato, il capitano del Valdagno. Partita Matera-Valdagno finisce 2-1 per il Matera. Che partita hai vissuto tu, Anna? Beh, buon pomeriggio a tutti. Allora, sicuramente è stata una partita super combattuta. Ci tenevamo a far bene, a lottare fino alla fine perché comunque era anche come una prova per poi le finali che andremo a fare a inizio giugno e ci tenevamo quindi a fare bene, abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo giocato molto di squadra e quindi comunque è stata una partita molto positiva per noi. Sì, infatti anche noi abbiamo detto un Valdagno che si è comportato bene in pista, ha fatto una buona partita. Forse la pecca è stato qualche passaggio di troppo non preciso, diciamo, quindi un po' più precisione sui passaggi. La prossima la portiamo a casa. Sì, sì, certo, certo, ce la metteremo tutta, poi come sempre lo sport è sempre imprevedibile, quindi vedremo, comunque noi ce la metteremo sicuramente tutta per portarla a casa. Bene, grazie Anna, alla prossima. Grazie a voi.